Buongiorno e benvenuti a questo nuovo spazio di approfondimento Sicilia 24 Focus. I cori allo stadio contro il portiere del Milan Maignan, reo solo di avere la pelle nera, hanno riattizzato la discussione sul razzismo. A parte alcuni episodi, l'Italia in genere si trincera dietro il luogo comune italiani, brava gente. Ma questo del razzismo è un fenomeno che non resta sempre confinato alle curve degli stadi, ma a volte straripa anche nelle strade. È quello che è successo ad esempio a Piazza Armerina, provincia di Enna, dove un gruppetto di ragazzi, di bulli, ragazzetti di 16-17 anni, hanno aggredito una donna somala di 38 anni, una donna che era in questa città da qualche giorno, ma in Italia da molti anni, ed era appena arrivata per cercare lavoro come colfo badante e portare così in Italia i suoi due figli che sono ancora in Africa. Ci sono state delle parole, alla fine lei è stata colpita con un pugno che le ha rotto il setto nasale e rotto due denti. Sara, così si chiama, è stata dimessa proprio oggi e vuole restare lì a cercare lavoro. In ospedale ha ricevuto la solidarietà di tanti, fra questi c'è anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che è con noi in collegamento. Benvenuto sindaco. Buonasera, buonasera. Ecco, allora abbiamo appena saputo che Sara è stata dimessa. Lei l'ha incontrata, che persona ha trovato? Ma guardi, io mi sono recato il giorno dopo, diciamo, questo triste e spiacevole episodio in ospedale. Era certamente una donna provata e una donna spaventata. Questo è quello che io ho trovato. Mi ha raccontato che era da qualche giorno a Piazza Armerina, pochi giorni in realtà a Piazza Armerina, che a un certo punto è incappata quella sera in un gruppo di ragazzini, lo ha tra l'altro lei più volte ribadito, ragazzini che l'hanno iniziata a schernire, e da cui poi ne è derivato ovviamente anche un'aggressione fisica che le ha cagionato sicuramente le lesioni al volto, al naso nello specifico. È stata dimessa nella giornata di ieri. Ecco, lei stessa oggi un po', secondo me, ha voluto minimizzare dicendo che non era stato razzismo, era stata un'aggressione, forse anche paura, forse ha paura di non riuscire a trovare lavoro. Questi ragazzi, fra l'altro, sono stati individuati, sappiamo, probabilmente anche questo 17enne probabilmente sarà presto fermato. Ecco, che idea si è fatta lei di questo tipo di aggressione? Guardi, io per dovere di cronaca e per una corretta informazione ho il dovere di dire che da fonte più che autorevole, ecco, mi è stato confermato che vi è certamente un'indagine in corso, ma che verosimilmente diciamo, si è trattato di un fenomeno riconducibile sicuramente ad un gruppo di giovani balordi, non necessariamente diciamo con un intento, con una finalità razziale, che poi certamente ci si trovasse di fronte ad una donna sola in tarda serata, una donna di 38 anni che ha anche una donna, certamente una donna straniera, extracomunitaria, sicuramente apre delle riflessioni e ci obbliga e ci impone sicuramente delle riflessioni ulteriori. Allora, vogliamo continuare a fare queste riflessioni anche con l'altro ospite collegato con noi, che è Ali Traore. Ali, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Ci senti. Allora, Ali è originario del Mali, ha 33 anni, è arrivato in Italia 10 anni fa con uno dei tanti barconi che vi raccontiamo ogni giorno. Dopo un lungo viaggio durato un anno, ha attraversato prima il deserto, poi il mare ed è arrivato infine in Sicilia.
Ad Aidone, che considera un po' la sua casa, dal 2022 è responsabile dell'ostello della colonia Don Bosco alla Playa di Catania, un lido, uno stabilimento balneare che forse anche molti di voi frequentano. Ecco, e tra l'altro gestisce personale tutto proveniente da questi luoghi di accoglienza. Ali, tu ad Aidone hai detto, la senti un po' casa tua, sei una di quelle persone che si è integrato bene, ha studiato, ha imparato l'italiano, hai fatto il mediatore culturale. Ecco, la tua puoi considerarla una integrazione compiuta? Sì, effettivamente è stato così. Sono arrivato 10 anni fa, sono stato accolto ad Aidone, dove un'equipe di operatori mi hanno aiutato innanzitutto a accogliermi, poi darmi l'opportunità di ricominciare la mia vita, che avevo lasciato nel mio paese, e ricominciare i miei studi e iniziare a lavorare come interprete fino ad avere un contratto a tempo indeterminato come mediatore culturale. Io considero il mio percorso un percorso di integrazione compiuta, nel senso che mi sono sentito accolto ad Aidone, mi sono sentito a casa, ho ritrovato una famiglia, un paese dove con tutti siamo come fratelli, amici e famiglie. Quindi mi trovo a dire oggi che è un percorso compiuto di integrazione, anche di percorso di studi ancora da completare, perché studi continuiamo sempre a studiare, ma ho fatto i primi passi fino ad arrivare dove sono qui oggi. Tutto dovuto perché sono stato accolto la prima volta bene. Ecco, quindi diciamo la tua esperienza è nel complesso un'esperienza positiva, costruttiva, però ti è capitato di imbatterti in episodi di intolleranza o chiamiamoli proprio con il loro nome di razzismo? Sì, abbastanza. Nel mio percorso di integrazione personalmente ho subito diverse volte frequentando all'università, viaggiando con autobus e dei episodi che succedevano negli anni 90 che un immigrato, un uomo nero che entra in un autobus e la pelle bianca e si alza, si mette in un altro posto o a volte un autista che ti guarda in faccia perché sei nero, chiude la porta e se ne va. E questi sono episodi personalmente che ho subito, ma nel mio lavoro quotidiano di mediatore culturale sento continuamente dire dai ragazzi che subiscono delle aggressioni solo perché sono neri o anche a Catania stesso vengono schiaffeggiati dal motorino perché sono colore di pelle, di questo si tratta. Non si può considerare queste aggressioni come un altro sfondo, perché io cammino, sono nero, mi viene e mi schiaffeggia, c'è quella bianca che cammina e non lo schiaffeggia, cosa mi dici? Allora siamo sempre lì. Questi episodi succedono continuamente, ogni giorno. Nel 2024 sono degli episodi che non possiamo più accettare, sono da condannare da tutti, a qualsiasi sfondo, sia razziale che sia del genere, dobbiamo fermare questi atti vandalici che succedono, ma fermiamo come partendo da casa, educando questi giovani, questi bambini a avere una vita che adesso il mondo siamo interculturali, siamo incrociati e a convivere anche con l'altro, che l'altro non è sempre il problema, ma l'altro è la ricchezza. Cerca di conoscerlo, cerca di incontrarlo positivamente anziché aggredirlo e farlo spaventare. Perché? Perché tante persone come me, come questa signora che è stata aggredita, perché scappiamo? Scappiamo per tantissimi motivi, per motivi di insicurezza, per motivi di guerra, per motivi di fame, che a volte non è considerato un motivo valido politicamente, ma vi assicuro che è veramente un motivo valido, Sì. perché un genitore che non riesce a garantire 3 paste ai figli, il figlio cerca altrove a essere veramente qualcuno che può garantire ai genitori. Ecco, per questi Grazie motivi. Lì di questa bella testimonianza, però resta ancora con noi. Adesso noi ci fermiamo per una pausa di pubblicità e poi torniamo dal sindaco di Piazza Armerina. A tra poco.
Ed eccoci di nuovo studio per parlare di episodi di razzismo che stanno scandendo un po' la nostra vita dagli stadi ma anche nelle strade. Ci ha raggiunto Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000, un'associazione, un centro di accoglienza per migranti, in particolare minori, sempre sul territorio di Piazza Armerina, che appunto ha accolto moltissimi migranti, e fra questi c'era anche Ali Traore, che tu conosci bene, quindi anche se hai perso il racconto della sua storia immagino che lo conosci. Ecco, anche Ali ci ha raccontato, adesso lui vive a Catania, che in realtà gli episodi ci sono, e quindi dietro questo perbenismo di dire il razzismo non esiste, in realtà c'è un razzismo strisciante. Ma assolutamente sì, insomma, alcuni fatti altrimenti non si spiegherebbero. Domenica scorsa a Udine è successo un fatto col portiere del Milan, Maignan, che credo, se era un portiere bianco non sarebbe successo. Per tornare a Piazza Armerina, purtroppo ogni anno è ricorrente, ci sono sempre episodi di questo tipo. Io credo che sia un fenomeno diffuso, perché si ha ancora paura del diverso. È chiaro che c'è una società che magari, che è probabilmente una società che ha come dire, condivide meglio i fenomeni della migrazione, della mondialità, dell'integrazione, che magari pensa di più, che ha più possibilità di studiare, di capire meglio alcuni fenomeni, che magari riesce a superare questi problemi. Però c'è un razzismo di fondo strisciante, che è una sottocultura, che a volte non si dice, che però c'è dentro di noi. Perché io sono convinto che se quella ragazza somala dell'aggressione a Piazza Armerina non sarebbe stata somala, ma aveva la pelle bianca, tutto quello che è successo non sarebbe successo. Sì, infatti secondo me è un confine di questa violenza difficile da identificare esattamente. Guarda, io faccio un esempio spesso che secondo me calza molto. Lo faccio per capire la situazione. 2 anni fa noi siamo stati a prendere dei profughi ucraini al confine e li abbiamo riportati in Italia col pullman. Ci fermavamo alle aree di servizio e le persone che passavano ci volevano offrire la colazione, ci dicevano come state, dicevano, insomma, erano pronti a fare donazioni o qualsiasi altra cosa. Decine di volte io mi sono fermato agli autogrill con gruppi di ragazzi migranti che magari abbiamo preso dagli sbarchi o abbiamo preso da altri posti, ma nessuno si è fermato per offrire la colazione o per dire come state. Per dire che il colore della pelle purtroppo ancora è una barriera e non abbiamo neanche a volte il coraggio di dircelo, però ce lo dobbiamo dire. Naturalmente non è un fenomeno facile da combattere, bisogna partire dalle scuole, bisogna partire dal lavorare insieme. Ora ci arriviamo anche, ci racconterai il lavoro che fate voi con i migranti. Intanto, Sindaco, lei condivide, restando alla vostra realtà, l'analisi di questa doppia lettura del territorio, cioè ufficialmente diciamo, si insegue l'integrazione, ma poi in maniera più subdola resta questa diffidenza? Guardi, io però parto da un altro dato, da un'altra analisi. Piazza Armerina, nello specifico Piazza Armerina, devo dire, è ormai una città d'accoglienza da diversi anni e la Don Bosco è un esempio virtuoso, e non a caso il Presidente della Repubblica viene in visita alla Don Bosco e viene in visita a Piazza Armerina. E non vi è dubbio, è collegato un fenomeno alla ignoranza, però voglio dire, io lo considero un esempio virtuoso in questo momento nel territorio e del territorio. Vi è una bella e sana integrazione. Ecco, l'episodio dell'altra sera è sicuramente un episodio che deve essere approfondito, che va condannato al di là di ogni cosa, e ripeto, ho il mio dovere di cronaca dover ribadire come sembrerebbe, almeno da notizie assolutamente fondate e autorevoli, che non sia strettamente collegato al colore della pelle della signora. La domanda che lei ha posto prima
o che Agostino Sella forse ha detto, ma se avesse avuto il colore della pelle diverso, purtroppo io credo che si sarebbe comunque verificato quell'episodio e che quindi in questo momento riconducibile, su cui ovviamente c'è l'assoluta attenzione da parte dell'amministrazione intesa come istituzioni, ma delle istituzioni tutti, su un altro fenomeno che va assolutamente tenuto sotto controllo nel territorio. Questo Ma della poi ripeto, violenza giovanile, l'altro fenomeno di questo bullismo. assolutamente sì, assolutamente sì. E che è chiaro che le dichiarazioni della stessa donna sono state delle dichiarazioni quasi a volere, Secondo me è un po' uscire diciamo, di scena, secondo me, un po'. sicuramente sì. Tra l'altro ho letto Ripeto, che voi avevate anche procurato una macchina per accompagnarla e lei l'ha rifiutata, ha voluto prendere l'autobus. avevo risposto assolutamente sì, in collaborazione, diciamo, ci sentivamo con il dirigente del pronto soccorso e assolutamente avevamo inviato una pattuglia della polizia locale per accompagnare la signora, anzi, proprio per cercare, ecco, di tenerla protetta, tra virgolette, da qualunque cosa, non certamente da aggressioni, ma di portarla serenamente a casa. E lei invece si è rifiutata e ha voluto prendere un pullman, è voluta tornare, diciamo, nella sua assoluta normalità. Forse è il caso anche di darle poi un aiuto anche concreto nell'aiutarla a trovare un lavoro. Ma voglio chiedere ad Ali, quello che ha subito questa donna, al di là appunto della matrice che poi sarà chiarita, lascia un trauma profondo, a parte le ferite, i denti rotti e il naso, resta un senso di paura rispetto alla società, secondo te? Sì, assolutamente sì, perché maggior parte delle persone che arrivano già arrivano con delle trauma. Le trauma subite nel paese d'origine anche durante questo viaggio di speranza dove si attraversa la Libia, sappiamo Libia come adesso, si attraversa il deserto, si attraversa il mare. Arrivando qui con i percorsi di integrazione si cerca sempre di superare questi traumi, ma rimangono dentro le cicatrici. Questi episodi risvegliano ancora di nuovo queste violenze. Quindi la persona che ha seguito questo episodio avrà bisogno anche di riprendersi da questo trauma di nuovo, quindi e affrontare di nuovo la vita di tutti i giorni. Prima dal paese d'origine è arrivata qui un posto sicuro, noi lo consideriamo qui Europa, è un posto sicuro dove non ci aspettiamo episodi del genere, ma purtroppo ci sono, e adesso deve fare i conti anche di un posto in cui si trova. Possiamo considerare a sfondo razzismo, possiamo considerare, come il primo cittadino l'ha detto, adesso può essere un altro fenomeno che c'è, ma sempre è un fenomeno che fa paura alle persone, fa paura agli stranieri, soprattutto quando vengono seguiti direttamente loro. Per strada. Ecco. Agostino Sella, fra l'altro noi abbiamo già avuto una chiacchierata, un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale qualche giorno fa, e tu mi raccontavi che quest'ultimo non è l'unico episodio, ce ne sono stati altri nel recente passato. Sì, ma io volevo un po' dire questo, cioè dire questo non vuol dire che Piazza Armenia è una città razzista. Il fenomeno è strisciante in tutto il paese. Se un gruppo di facinorosi hanno gridato scimmia a Maignan, non è che tutto Udine è una città razzista. E io invito il sindaco proprio a lavorare su questo livello. Cioè, il tema è che il fenomeno del razzismo esiste e dobbiamo combattere quella sottocultura razzista molto spesso dettata dall'ignoranza e dalla non conoscenza dell'altro, che poi porta a questi episodi. E su questo con Piazza Armerina da anni ormai facciamo un lavoro piuttosto intenso. Abbiamo proprio nell'ultimo anno, ad esempio a Piazza Armerina, abbiamo strutturato 50 contratti di lavoro dei migranti che lavorano nelle aziende. Detto questo, però, noi facciamo ormai accoglienza da 12 anni. A Pietraperzia, che è una città a 30 km da Piazza Armerina, 2 giorni dopo l'apertura di un centro di accoglienza ci hanno sparato con un fucile a canne mozze dentro il centro di accoglienza. Lo scorso 2 anni fa abbiamo fatto un'installazione a Piazza Armerina ricordando i migranti morti in mare nel Mediterraneo e hanno fatto un atto vandalico nei confronti dell'installazione.
quest'estate un ragazzo che ha aperto partita IVA e a Bancarella nel centro di Piazza Armerina al Generale Cascino è stato aggredito da una persona che poi è stata arrestata. Ci sono fatti di questo tipo. Questo non vuol dire che Pietraperzia o Piazza Armerina sono città razziste. No, anche Significa perché che molto probabilmente questi fatti, quando non arrivano a questo livello di gravità, come nel caso della donna che finita in ospedale ma si limita a insulti oppure a schiaffi, come ci raccontava Ali, noi non ne veniamo neanche a conoscenza. Sindaco, questa dei 50 contratti, non so se sono a tempo determinato o indeterminato, è una bella notizia, perché proprio è il canale attraverso cui si può realizzare una vera integrazione. Diciamo che alla forza lavoro l'Italia non dice mai di no, poi bisogna vedere appunto che livello anche come dire, se viene svolto tutto nella legalità all'interno dei contratti eccetera. Sindaco. Guardi, io innanzitutto volevo dire che noi abbiamo Allora, Agostino Sella voleva precisare qualcosa sui contratti, sì. Immagino. No, mi sembrava che ero io. Ok, allora sentiamo il sindaco. No, però dicevo che sui contratti noi abbiamo col Comune di Piazza Armerina da anni un progetto che è il SAI, cioè il progetto del Ministero dell'Interno, e abbiamo dei percorsi in uscita che poi sfociano nei contratti di lavoro con le aziende. Sono contratti, la maggior parte dei quali a tempo indeterminato, proprio perché le aziende hanno bisogno di manodopera che magari noi italiani ormai non riusciamo più a dare, mentre i ragazzi che vengono dall'Africa sono predisposti alla formazione e ai lavori soprattutto sul terziario, e quindi vi assicuro che Piazza Armerina da questo punto di vista ha un alto grado, forse il più alto grado in Italia, di trasformazione di contratti che da accoglienza diventano contratti a tempo indeterminato, tanto è vero che sul territorio abbiamo tanti ragazzi che escono dai percorsi e poi abitano come cittadini normali. Certo, è uno di questi è lì, da cui torneremo tra poco. Intanto il sindaco. Sì, dico, era proprio questo che volevo dire, cioè esatto, io vorrei invece proprio sottolineare gli aspetti virtuosi di un'integrazione che funziona, non volendo assolutamente minimizzare un fenomeno, però è giusto ovviamente dare gli opportuni chiarimenti proprio per affrontarlo a 360 gradi. E nello specifico volevo solo aggiungere che non si tratta di la signora è residente in Italia da 15 anni. Quindi parla perfettamente l'italiano, addirittura mi dicevano dal pronto soccorso che addirittura con una cadenza palermitana quasi invidiabile. Questo per dire che si tratta di una persona che rappresenta il nostro territorio già da diverso tempo, da diversi anni, e che purtroppo è stata vittima di un episodio certamente da condannare senza mezzi termini. Piazza Armerina è un esempio sicuramente, ripeto, da considerare un esempio virtuoso, e lo si vede nella quotidianità, si vede tanti di questi ragazzi che sono approdati qui in un determinato modo, a causa sicuramente di un determinato contesto, ma che invece si stanno integrando. Per esempio ci sono ragazzi che hanno avviato attività commerciali, io non posso dimenticare, quest'estate abbiamo partecipato proprio con Agostino Sella, sono stato invitato all'apertura di un negozio di parrucchieria per uomo all'interno del centro storico, ma i ragazzi che vengono inseriti in attività lavorative insieme alla pari di tanti altri ragazzi del nostro territorio che lavorano nel settore turistico, nel settore dell'ospitalità. Ecco, è un fenomeno che sicuramente è presente, un'integrazione che funziona senza voler minimizzare altri tipi di fenomeno. Esatto. Che, come ha detto Seth, ovviamente purtroppo sono esistenti, sono frutto di un'ignoranza che va condannata, e il tema va affrontato con chiarezza. Ecco. Ali è un esempio di questi percorsi che possono anche appunto portare a posti di responsabilità, ad un'integrazione. Resta però sempre il pregiudizio. E lì adesso ti leggo un messaggio che ci hanno scritto un nostro telespettatore, vorrei che rispondessi proprio tu. Il telespettatore fa riferimento al racconto che faceva poco fa Agostino Sella. Agli ucraini, scrive, veniva offerta la colazione perché scappavano dalla guerra, invece la gente di colore non riceve attenzioni perché non scappa da nessuna guerra. Vuoi rispondere tu? Sì,
Grazie per il messaggio intanto. La risposta va a tante altre persone come il telespettatore. Io, Ali, personalmente, che vengo dal Mali, questo non appena scrivi il Mali lo vede, da 10 anni c'è la guerra. Da 10 anni. Ancora oggi continua, anche stamattina le persone sono state uccise. Quindi non gli uomini di colore che vengono non hanno la guerra. Il problema è che le guerre sono viste in maniera diversa. La guerra dell'Ucraina in Europa è in Europa, questo è uno. Due, è vista come la guerra europea che è successo adesso nelle nostre porte. Quella africana viene dimenticata, anche se da decenni Somalia, Eritrea, Mali e tanti altri paesi che sono dentro la guerra da decenni non si conosce o a volte non si cerca manco di conoscerlo. Quindi io dico soltanto di approfondire sempre le storie delle persone che arrivano, perché arrivano, e quando sappiamo il perché, allora togliamo quella barriera di pregiudizio e cerchiamo di levare quel confronto tra pelle bianca, pelle nera, Ucraina, Africa. La guerra è la guerra. Io direi che non abbiamo nient'altro da aggiungere e mi piace anche che si sia creato questo contraddittorio diretto tra un telespettatore che continua a scrivere peraltro dicendo la guerra a casa tua la devi combattere tu, ma insomma è una discussione che potrebbe continuare a lungo, ma in realtà bisogna davvero conoscere l'altro per capire cosa c'è dietro. Allora il tempo a disposizione è finito, sicuramente è un argomento diciamo pieno di addentellati che meritava ulteriore approfondimento, ma purtroppo io vi devo salutare e ringraziare, quindi ringrazio il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. Buonasera, grazie. Ringrazio Agostino Sella, presidente di Don Bosco 2000. Grazie a tutti. E ringrazio ancora Ali Traore, responsabile dell'ostello della colonia Don Bosco. E naturalmente grazie come sempre a tutti voi che ci seguite da casa.